È giovedì 19 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano, in postazione per la rassegna stampa stamattina c'è Marco Carli. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, buongiorno Angelo, come immaginerai nella rassegna stampa anche oggi tanta parte delle prime pagine dei quotidiani nazionali dedicate a Totò Schillaci. A te Angelo. E da qui proprio ripartiamo noi con la Camera ardente per Schillaci che è stata allestita alla Renzo Barbera proprio nello stadio dove Schillaci qualche tempo fa era ritornato, è stato abbracciato dal pubblico con degli applausi. Questo è successo un po' di tempo addietro. Tanti i ricordi per Schillaci, l'ex attaccante della Nazionale è morto, come ricorderemo e come ricorderete tutti, ieri mattina all'ospedale civico di Palermo. Una processione continua, quella di sportivi e di gente comune, per l'appunto la Camera ardente. Sentiamo Marco Gullà. Alle 9.55 Totò Schillaci si è arreso. Le sue condizioni erano già disperate nella serata di ieri. Oggi i suoi occhi, spiritati, come ai mondiali del 90, quando non gli concessero un calcio di rigore, si sono purtroppo chiusi. Il calcio italiano dice addio ad un grande campione, si è spento a 59 anni dopo aver combattuto. La notizia della scomparsa di Schillaci fa piangere l'Italia intera, in particolare Palermo, che oggi si è stretta attorno al suo campione. Prima il saluto all'uscita dalla camera mortuaria dell'ospedale civico, poi allo stadio Barbera dove è stata allestita la Camera ardente. Quello degli anni 90 dove lui veramente ha fatto qualcosa di incredibile per la città di Palermo e lo ricordo con quello sguardo, con quella forza, con quella grinta che l'ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Il suo momento magico praticamente, grande Totò. L'ho sentito meno di un mese fa, gli ho detto Totò dobbiamo andare in America, mi stessa sa portarmi in America e ha risoccato. Mi dispiace, un grandissimo ragazzo, non riesco a fare neanche a parlare, forza Totò. Lacrime e rabbia, anche il Palermo ha reso omaggio all'ex calciatore. In squadra c'è anche il nipote di Schillaci, ovvero Checco Di Mariano. Le parole del presidente Rosanero Mirri. Il più grande calciatore italiano nel mondo, sicuramente il più grande calciatore palermitano nel mondo. Domani Camera ardente dalle 7 alle 22, in arrivo a Palermo dovrebbe esserci anche Roberto Baggio. Venerdì i funerali alle 11.30 in cattedrale. E adesso il ricordo di alcuni compagni di squadra di Totò Schillaci in questo servizio. La notizia della morte di Schillaci a Messina è arrivata quasi subito, rimbalzata nella chat di quelli che erano i bastardi di Franco Scoglio. Lui è stato uno dei simboli di quella CR del presidente Turi Massimino. Arrivò dall'Amat Palermo insieme a Carmelo Mancuso. Totò, era genuino, era irrazionale, era di quelli che nel calcio ne incontri pochi. Spesso mi fanno una domanda con chi hai giocato, chi è stato il calciatore più forte. Io ho giocato contro Maradona, Van Basten, Rijkaard, tantissimi ne potrei dire, ma devo dire che ho giocato anche con Totò Schillaci e Totò Schillaci per me è un grandissimo campione. 2 promozioni alla C2 e la C1 con Ballarò in panchina e nell'86 il salto in B con il professor Franco Scoglio. Perché lui era scherzoso, perché lui era il più piccolo e il più monello forse, soprattutto in campo, nel senso che non gliene fregava niente di quello che è il grande mister del Franco Scoglio. Un ragazzo è un uomo speciale dentro lo spogliatoio, divertente, forte sul campo. E perdita grande anche per la famiglia, sentite condoglianze, perché volete che vi dica, io in questo momento mi sento un po' disorientato perché mi rivedo il film dell'infanzia con lui, quindi... Allora, parole commosse dell'attuale tecnico del Messina, ma anche degli ex compagni di squadra. Vado da Marco Carli proprio per fare vedere ai nostri amici telespettatori come ricordano i quotidiani sportivi e non solo Totò Schillaci. Eccoci qui, di nuovo Angelo, chiaramente si parla tanto di Schillaci nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, chiaramente anche locali, quello che diceva Modica, un ricordo di una vita, chi ha vissuto quelle notti magiche degli anni d'Italia 90 non può non ricordare Totò Schillaci. Lo fanno ovviamente anche i quotidiani. Noi in questa prima parte abbiamo scelto i 2 quotidiani sportivi principali e i 3 quotidiani locali
con la Gazzetta dello Sport che, guardate, sotto la testata titola "Il nostro Totò, l'addio a Schillaci", con le date di nascita, quella del 1964 e purtroppo la data della scomparsa del 2024. Notti magiche, gol e sogni, la vita dell'eroe d'Italia 90, la commozione di Baggio, che lo ricordiamo in quel mondiale fu compagno di reparto di Schillaci, e poi le parole di Zeman, che ha allenato Schillaci nell'88-89 al Messina, quando Schillaci fece benissimo, tanto da meritare poi l'arrivo alla Juventus. Uomo speciale, dice Zeman. E Schillaci è ricordato, lo sappiamo tutti, per il suo sguardo, per quegli occhi magnetici, no? A Italia 90, e da qui riparte il Corriere dello Sport che dice: "I tuoi occhi dal cielo", questo è il titolo del Corriere, dell'altro quotidiano sportivo, oltre a Tutto Sport ovviamente, del panorama italiano. "I tuoi occhi dal cielo, ciao Totò", un simbolo, ed è vero, un simbolo della nostra vita. Andiamo adesso sui quotidiani invece locali per vedere come salutano appunto il capocannoniere di Italia 90, ciao Totò, con, ecco, li vediamo, gli occhi ancora sgranati di Totò. Tutta l'Italia piange Schillaci, indimenticato mito di Italia 90. I funerali, lo ricordiamo, saranno domani nella sua Palermo, e questo dice la Sicilia. Ci spostiamo sul Giornale di Sicilia, quotidiano palermitano, che ovviamente incentra l'intera apertura della sua prima pagina sul mito Totò Schillaci. Le immagini di una sua esultanza proprio a Italia 90, addio Totò, ultimo mito, i funerali domani in cattedrale, il cordoglio dal calcio alla politica, e ci sono anche dei commenti per l'eroe delle notti magiche d'Italia 90 e icona siciliana, morto a 59 anni, stella epocale come Pablito, scrive Marco Romano. Ricordatevi Paolo Rossi nel 1982, anche lui capocannoniere, lui sì campione del mondo, e anche lui purtroppo ci ha lasciato. E poi quel rimpianto, oltre la favora, il commento legato a quei meravigliosi tempi dei mondiali del 1990, con l'Italia che sembrava destinata a vincere appunto quel titolo, invece così non ha fatto, eliminata in semifinale dall'Argentina di Maradona. E poi l'ultima pagina che vi facciamo vedere intanto, prima di restituire la linea ad Angelo Gagliano, è questa, un Totò Schillaci diverso su Repubblica, un Totò Schillaci più vicino alla data attuale, non gli occhi di Italia 90, ma questo sorriso, addio Totò, e l'ultimo gol di Schillaci. Questo è il titolo di Repubblica Palermo, che poi ovviamente parte dal CEP, nel rione dove cominciò. Ora si sa che esistiamo, e poi, come abbiamo sentito nel servizio di Francesco Triolo, il ricordo dei bastardi, così venivano chiamati, di Franco Scoglio a Messina nelle grandi stagioni di Totò. Torneremo a parlare ancora di Totò Schillaci durante la nostra rassegna, ma intanto di nuovo la linea ad Angelo Gagliano. Grazie Marco, e ricordo che stamattina ne parleremo a lungo di Schillaci. Avremo due ospiti in studio, uno degli ex compagni di squadra che si collegherà con noi da Palermo, Beppe Accardi, e poi il giornalista Francesco Caruso. Ma intanto torniamo alle notizie. Il progetto del nuovo porto di Catania, ieri se ne è parlato in Confindustria, allora sentiamo il servizio. Realizzazione della stazione marittima, per cui sono già disponibili 150 milioni di euro. Catania oggi, tra i 15 porti crocieristici più trafficati d'Italia, vedrà un incremento di flussi stimato in quasi 400.000 crocieristi l'anno, e poi realizzare il molo di Levante, creare un hub nautico che accolga i grandi yacht di lusso, promuovere la rigenerazione dell'area retroportuale, snellire la burocrazia che rallenta gli investimenti, accelerando l'abbattimento delle barriere fisiche che separano il centro storico dal mare. Insomma, gli industriali catanesi hanno le idee
idee chiare sul futuro del porto di Catania e stamattina hanno incontrato il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. L'unica paura è che poi intervenga la burocrazia, la lentezza un po' decisionale della politica, i finanziamenti, questo ci preoccupa. Ampliare il porto è ormai necessario per sostenere la crescita economica e migliorare la competitività del territorio. Basti pensare che l'economia marittima rappresenta uno dei pilastri del sistema produttivo italiano, generando complessivamente il 10% del PIL, con un valore superiore a 178 miliardi di euro l'anno. Siamo in partita, nel senso che la diga foranea è appunto in lavorazione. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare a essere collocati finalmente i massi che stiamo costruendo ad Augusta e niente, quindi sostanzialmente entreremo nel vivo del cantiere che si completerà a fine 2025. E poi l'eterno dibattito sul futuro degli archi della Marina, in una visione prospettica e di apertura del porto alla città. Secondo me bisognerebbe demolirli, ma dico subito che ogni volta che dico questa cosa la gente inorridisce. Questa è la situazione, peraltro in una delle parti, non so se si riesce a vedere attraverso la telecamera, la situazione a oggi, peraltro nell'area meno attraente, ecco, diciamo così. Ho fatto fare una proiezione virtuale e verrebbe così. Ogni volta che faccio vedere questa cosa anche i più scettici dicono però... Quindi io credo che possa essere una bella cosa, ma ribadisco, è un confronto che bisogna comunque avere con i cittadini. E di questo adesso parliamo con Marco Carli di nuovo sulla rassegna stampa, torniamo. Eccoci qui di nuovo Angelo, andiamo a guardare come si parla di questa notizia sulla pagina di Catania della Sicilia. In primo piano il virgolettato delle parole di Trantino, dette anche nel servizio che abbiamo ascoltato di Luca Ciliberti: abbattiamo gli archi della Marina, il piano del porto pronto tra un anno con opere per 1 miliardo. Ieri l'incontro a Confindustria, si vede la foto che avete osservato nel servizio poco fa, il rendering più che la foto, il termine corretto, di via Dusmet senza gli archi della Marina. Come sarebbe la nuova Catania che si affaccerebbe in questo caso sul porto? Cosa leggiamo? Per collegare l'area alla città potrebbe servire eliminarli nella parte finale, dice Trantino. A breve a Roma incontrerò le ferrovie dello Stato per decidere. Il nuovo piano regolatore del porto, che prevede un ampliamento e investimenti tra opere pubbliche e private da 1 miliardo di euro, potrebbe arrivare entro un anno. Questa è la notizia. Ovviamente siamo tutti curiosi di capire come verrà eventualmente realizzata. Angelo, a te. Sì, restiamo a Catania, abbiamo visto quelli che sono i desideri, insomma, di miglioramento, di ristrutturazione, di creazione del nuovo porto, di diciamo rifare una parte della città, e da isola pedonale invece è diventata piazza di spaccio. Siamo in piazza Asciuti, osserviamo la metamorfosi dove i residenti e anche i ristoratori invocano un intervento del comune. Un continuo andirivieni di auto e scooter, monopattini lasciati sulle aiuole, carretti in legno improvvisati, panchine sradicate, rifiuti, escrementi. Piazza Asciuti è l'immagine simbolo di una Catania che cerca di cambiare passo ma che resta zavorrata dai soliti problemi naturalmente irrisolti. Neanche l'isola pedonale sta risollevando la piazza, così, nonostante la presenza delle nostre telecamere, si assiste ad un passaggio continuo di mezzi. Questa che dovrebbe essere una piazza, una piccola oasi al centro di questo quartiere, di questo distretto storico di Catania, è diventato fondamentalmente un parcheggio, quello che era anni prima della ristrutturazione. Siamo pieni di macchine che arrivano a posteggiare fin dentro le aiuole, i motorini che sfrecciano, e la situazione è diventata invivibile. Esasperati i residenti che denunciano un altro grave problema, quello dello spaccio di droga. Dalle 5 del pomeriggio dei ragazzi anche abbastanza giovani di età prendono in ostaggio queste panchine, questa piazza, per iniziare a spacciare. Penalizzate anche le attività di ristorazione. Diciamo che i turisti la prendono a gioco, sai perché la prendono a gioco? Perché ci tirano anche le foto per fare vedere la sporcizia che c'è qua in Sicilia. C'è chi invece, prima di uscire tavole e sedie, provvede alla pulizia della piazza.
quindi so già che per rendere civile e rendere presentabile la piazza, a cui teniamo moltissimo noi esercenti, devo venire prima e sporcarmi le mani. Per tutto e per tutti servirebbero maggiori controlli. Allora, torniamo adesso alla rassegna stampa con i fatti regionali. In postazione c'è, come già avete visto, Marco Carli, e a lui giro la linea. Grazie ancora Angelo, andiamo nuovamente sulle prime pagine dei quotidiani regionali, abbiamo già parlato di Totò Schillaci, dunque guardiamo anche gli altri titoli. Sulla Sicilia ad esempio si parla del G7 Agricoltura, solita doppia apertura, una parte dedicata alla politica, in questo caso proprio al G7 Agricoltura, così l'isola torna centro del mondo, intervista al ministro Lollobrigida, Siracusa come nella Magna Grecia, cosa resterà? Questo nel corso dell'intervista rilasciata al collega Mario Barresi. E poi a Confindustria l'asse tra il governo e gli imprenditori per cambiare il Green Deal in Unione Europea, e poi Meloni che vede Draghi, questo lo rivedremo anche nella parte della rassegna stampa dedicata alle questioni nazionali. A proposito di questioni c'è quella dei migranti, sempre viva per la nostra regione, è fermata a Trapani la nave della ONG, parte civile al processo contro Salvini. Altra pagina che vi facciamo vedere è quella della Gazzetta del Sud, anche in questo caso gli occhi, dicevamo, spiritati di Schillaci, ma poi l'apertura dedicata, come spesso avviene, a Messina, a ciò che succede proprio sul territorio. E dunque Messina riavrà le aree ferroviarie, è un vertice a Roma per predisporre il protocollo d'intesa tra il Comune, Ferrovie e la società Stretto sugli spazi dismessi. L'accordo riguarderà anche il recupero dei 51.000, pensate, metri quadrati dell'ex officina delle FS. Abbiamo parlato del G7 che si terrà a Siracusa, e dunque vi facciamo vedere adesso la pagina interna della Sicilia con l'intervista al ministro Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, che ha parlato ieri anche nel corso della nostra trasmissione. La Sicilia sarà regina, dimostrerà al mondo il suo valore. Siracusa torna centrale come nella Magna Grecia, non un summit ristretto ma un evento aperto, senza nulla da invidiare all'Expo di Milano, lo ricorderete, nel 2015. I temi fondamentali li riassumiamo, li riassume anche Lollobrigida in questa intervista. Si cita ora risposte concrete sulle infrastrutture dopo decenni di ritardi contro il caporalato. Si può fare di più. Ho litigato con un giornalista estero, il pomodoro di Pachino non si può fare a Pechino, il gioco di parole è evidente, la distanza pure. Pesca, no alle ideologie ambientaliste. E poi il Virtual Tour, il visitatore troverà un vero campo di grano all'antico mercato, un piccolo Vinitaly e poi i villaggi dei produttori, le simulazioni delle forze dell'ordine, lo sport. Costi e benefici: ho speso pochissimo, importanti investimenti privati, chiedo scusa per i disagi, ma gli alberghi sono sold out. Questo un po' per guardare, per dare uno sguardo a ciò che succederà a Siracusa fra pochi giorni. Sicilia, isola, terra che è collegata alle altre spesso solo con i voli aerei, e dunque la situazione del caro voli è qualcosa che fa sempre discutere, e la manovra all'ARS contiene anche questo, oltre tanti altri principi importanti. Lo leggiamo su Repubblica Palermo: disabili, contratti regionali, oltre appunto al caro voli, la lista della spesa che diventa troppo lunga. Sul piatto 250 milioni, ma ne servono 100 in più per soddisfare le richieste degli assessori. Questa è la situazione nella nostra regione
con questi 100 milioni in più che devono servire per le casse regionali e per continuare ad andare avanti. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, la parola di nuovo ad Angelo Gagliano. Grazie, allora Marco, come sempre a quest'ora, adesso ci colleghiamo con la polizia stradale. Questa mattina con noi c'è il vicequestore, il dottore Angelo Tancredi della Polstrada di Ragusa, e allora vedo già attivo il collegamento. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, per fortuna che questa mattina nessuna criticità sulla viabilità, sia autostradale che su quella ordinaria. Persiste la chiusura dello svincolo in direzione Palermo all'altezza di Enna, e ne approfitto gentilmente anche della vostra collaborazione per ricordare che da oggi e per tutto il fine settimana saranno intensificati i controlli per quanto concerne la velocità e per quanto concerne l'uso del cellulare alla guida, e questo rientra anche in una tematica a livello europeo, perché siamo concentrati in un progetto che si chiama Safety Days, che persegue poi l'obiettivo, quello di arrivare entro il 2030 a dimezzare le vittime degli incidenti sulla strada e nel 2050 addirittura ad azzerarle. Soprattutto ricordo che in caso di avverse condizioni atmosferiche il limite di velocità chiaramente bisogna ridurlo, e quindi si consiglia ancora maggiore prudenza. Per il resto vi ringrazio, buon lavoro e buona strada a tutti. Grazie al vice questore Angelo Tancredi della Polstrada di Ragusa. Ricordiamo il compartimento della Polizia Stradale della Sicilia orientale. Per noi è il momento di fare la prima pausa, la prima sosta. Ci ritroviamo fra pochissimo, riprenderemo con ancora la lettura dei quotidiani, ma stavolta saranno quelli nazionali, con le notizie ovviamente del nostro paese, ma anche quelle a carattere internazionale. Fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, il momento della rassegna stampa nazionale. Torniamo da Marco Carli. Rassegna stampa nazionale con tante notizie che riguardano l'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna, soprattutto nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, con alcune zone isolate e tanta paura, con fiumi esondati. Per quanto riguarda la politica c'è poi l'incontro fra Meloni e Draghi, che poi ha partecipato anche all'assemblea, sto parlando del Premier, ha partecipato all'assemblea di Confindustria. Per quanto riguarda invece la cronaca estera, ancora venti di guerra, questa volta in Libano, vicino veramente a un nuovo conflitto. E poi lo sport, perché c'è stata una serata di Champions League ieri con 2-0 per le italiane, importante quello dell'Inter in casa del Manchester City, campione del mondo, e poi l'arrivo di Juric sulla panchina della Roma al posto di De Rossi. Tutto questo troveremo nelle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre con gli scoppi, appunto vi dicevamo, del Libano, altri scoppi, polveriera Libano, con l'Iran che dice Israele pagherà. Si vengono spostate poi le truppe da sud, c'è l'assicurazione di Stati Uniti non coinvolti, e poi la condanna di Mosca e Ankara, cioè della Russia e della Turchia. Dopo i cercapersone esplodono adesso i walkie-talkie, almeno 20 i morti. Hezbollah parla di una vera e propria vendetta. Kiev che attacca in Russia, intanto parlando dell'altra guerra, quella in Ucraina, raid con 100 droni in Ucraina e anche in Russia ovviamente. E poi ancora l'addio a Schillaci, ne abbiamo parlato diffusamente nella prima parte della nostra rassegna stampa. Questo è dedicato, il titolo, al grande bomber d'Italia 90, bomber azzurro delle notti magiche, era malato da tempo, io e te fratelli per sempre, dice Roberto Baggio, che è stato appunto suo compagno in nazionale in quel grande mondiale.
Andiamo come sempre facciamo sulle pagine interne, anche in questo caso scegliamo il Corriere della Sera per darvi anche un'idea, un approfondimento delle notizie che abbiamo trovato in prima. Ad esempio sul Medio Oriente in fiamme, il primo piano su Corriere, ora esplodono i walkie-talkie, feriti altri 20 morti in Libano. Hezbollah che promette vendetta, Israele che sposta truppe da Gaza al confine, la guerra adesso è a nord e il Libano, che era stato coinvolto già durante questa estate difficile, la striscia di Gaza nel Medio Oriente, è veramente vicino a un altro conflitto, come abbiamo letto. Poi la pagina interna invece dedicata al nostro Totò, addio a Schillaci, dai mondiali a reality TV, un po' si racconta la storia di questa vita particolare di Totò Schillaci, grande protagonista di quel mondiale, ma poi rimasto nell'immaginario collettivo, tanto è vero che è stato invitato in tanti reality show ed ha avuto una vita in prima fila, come dice il Corriere. Soffriva da anni per un tumore, camera ardente allo stadio, la figlia era la tua ultima sfida, e anche l'intervento del Premier Giorgia Meloni, che ha voluto spendere delle parole, ha detto: ci hai fatto sognare. Tutti quelli che hanno visto quei mondiali d'Italia 90, considerati da molti gli ultimi mondiali dell'era del pallone non tecnologico, hanno vissuto queste grandissime gioie proprio insieme a Totò Schillaci. Ad esempio, lo vediamo qui, dipinse di azzurro le notti magiche, l'Italia trovò un altro Pablito Rossi, questo è il titolo del Corriere, gli anni più belli con la Juventus, poi emigrò anche in Giappone, una parentesi di 2 anni anche all'Inter, ma certamente i suoi anni migliori, il suo anno migliore è stato quello prima dei mondiali, l'89-90 con la maglia bianconera, per poi avere questo grande exploit durante i mondiali. La Meloni invece con la sintonia con le imprese, Confindustria, anche di questo abbiamo parlato, l'assemblea, la partecipazione del Premier, aumentare la produttività, dice confronto aperto da subito. La Premier vede la crescita del PIL all'1% e attacca le politiche dell'Unione Europea sull'ambiente, questo dice appunto Giorgia Meloni all'assemblea. E poi l'incontro invece con Draghi, che torna a Palazzo Chigi, e la Premier parla di priorità condivise, il confronto sul rapporto per l'Europa con Meloni che parla, che dice un sì al debito comune insieme all'Unione Europea. Tutte queste notizie le ritroviamo ovviamente anche sugli altri quotidiani, a partire da Repubblica. Anche in questo caso l'apertura, spesso e volentieri è differenziata l'apertura di Repubblica rispetto al Corriere della Sera, questa volta si incentra ancora sì sulla questione del Libano, quello che vi abbiamo detto, Libano sull'orlo della guerra, in Medio Oriente, nuovi attacchi agli Hezbollah, esplosioni sincronizzate di walkie-talkie, pannelli solari e TV causano 20 morti, e qui c'è il numero anche dei feriti, 500 feriti, in 2 giorni più di 4.000 persone colpite. I miliziani parlano di vendetta che sarà sanguinosa e Israele schiera truppe al confine nord. Fanno vedere anche, fa vedere Repubblica in questa foto, uno dei walkie-talkie che sono esplosi, causando appunto, l'abbiamo letto, addirittura 20 morti. Sulla Stampa invece, andando velocemente adesso a guardare tutti gli altri titoli principali, anche in questo caso gli attacchi in Libano, con Israele pagherà, è il titolo sotto la testata. Dopo i cercapersone esplodono anche i pannelli solari, vertice di emergenza a Parigi e escalation più vicina. Lo sappiamo che in questi mesi, soprattutto per quanto riguarda il Medio Oriente, anche la Russia e l'Ucraina, si parla tanto anche di tentativi di pace. Invece
vediamo che le guerre continuano e addirittura si aggiungono altre nazioni a queste guerre. Si parla appunto di escalation più vicina per il Libano. E poi Meloni e le imprese, stop al Green Deal, la Premier vede Draghi, chiesto l'appoggio sulla proroga della transizione ecologica e del PNRR, il presidente di Confindustria Orsini, il taglio delle emissioni mette a rischio l'industria e l'Europa cambi le regole. Quegli occhi magici invece è il titolo dedicato a Totò Schillaci e al suo sguardo che ancora adesso, a distanza di 34 anni, fa commuovere. Ancora le prime pagine. Beirut nel terrore, Libano, Avvenire, la vendetta, il colpo subito è durissimo. Secondo attacco israeliano, fatti esplodere appunto walkie-talkie e pannelli solari, altri morti e feriti. L'ONU che condanna l'uso di oggetti civili come armi, e questa la nuova rivoluzione purtroppo della guerra, e questi oggetti che usiamo tutti i giorni, che diventano delle vere e proprie armi. Sul Messaggero invece l'apertura è dedicata al Green Deal, l'asse Meloni imprese, l'assemblea di Confindustria con la transizione verde e autolesionistica. Questo parla, di questo dice, discute Orsini, mentre la Premier esclude che possa essere così anche in futuro, va cambiata. Draghi a Palazzo Chigi e Giorgia su natalità e debito dell'Unione Europea, priorità condivise presso nuovi contatti. Messaggero, quotidiano romano, dà ampio spazio allo sport, ne abbiamo parlato, è una delle notizie del giorno. Roma shock, De Rossi va via, tutto deciso nella prima mattinata di ieri, esonero senza alcun preavviso, arriva Juric, tifosi in rivolta per una società e per un club, quello giallo-rosso, che con i Friedkin ha speso tantissimo sul mercato, in questo mercato estivo, prendendo ad esempio fra gli altri il capocannoniere dell'ultima Liga, Dovbyk, ma che fino ad ora non ha avuto risultati. Da qui l'avvicendamento in panchina che però fa tanto discutere i tifosi. Sul Giornale, l'asse Meloni-Draghi, la Premier che convince le imprese, ieri l'incontro con il suo predecessore, dal governo, dice Orsini, scelte coraggiose. Poi Schillaci morto a 59 anni, ovviamente spazio anche sul Giornale, addio Totò, il calcio piange, la stella delle notti magiche. E poi le radioline dopo i cercapersone, altri morti e feriti, scoppiano walkie-talkie e pannelli solari, ci riferiamo ovviamente a quello che abbiamo letto anche sugli altri quotidiani, quello che sta avvenendo in Libano. Tanto è vero che il Manifesto, che usa spesso titoli forti accompagnati anche da fotografie che rendono bene l'idea e da scelte che rendono appunto quello che sta succedendo, parla di ammazza persone, non più cerca persone in questo caso. Questo è il titolo del Manifesto: secondo attacco terroristico di Israele in Libano, dopo i cercapersone ora sono i walkie-talkie a esplodere, 14 uccisi, in questo caso i numeri un po' cambiano, 450 feriti si aggiungono alle 3.000 vittime di martedì. A Gaza colpita un'altra scuola, sorpresa in Germania. La Germania decide di stoppare l'approvvigionamento di armi per Tel Aviv. L'ultima pagina che vi facciamo vedere è quella della Verità, ve ne facciamo vedere due. Sulla Verità la commissione d'inchiesta sul Covid, un'apertura diversa rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora. Ora Conte confessa, l'ex premier si infiltra all'ultimo nell'organismo parlamentare e lo denigra, poi però si lascia sfuggire, scusate, una verità: non dobbiamo trovarci ancora una volta impreparati. E poi l'ultima invece sull'Unità riguarda Salvini, di cui si discute per le ONG, ritorsione rabbiosa contro le ONG, con Caserini che dice non ci fermerà anche in questo caso, anche sull'Unità. E chiudiamo così ancora una volta con lo sguardo di Totò
Schillaci. Angelo Gagliano, a te. Grazie Marco. Allora adesso facciamo ancora una brevissima sosta e subito dopo sarà in studio con noi il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Buongiorno Sicilia, in studio con noi c'è la dottoressa Silvia Torrisi, psicologa. Buongiorno. Con lei stamattina parleremo di un tema che sta animando il dibattito non solo nella nostra terra ma anche a livello nazionale. Direi quello del divieto per imposizione di legge di social e telefonini agli under 16. C'è anche una proposta di legge adesso che è stata presentata. Adesso la prima osservazione che mi viene da fare questa mattina, poi parleremo di altri aspetti, ma è questa la soluzione? Chiedo a lei, che è anche diciamo, un'esperta per quelli che sono poi i comportamenti dell'uomo. Allora, io lavoro con gli adolescenti quotidianamente, quindi ho a che fare proprio anche durante le ore di scuola con il loro uso della tecnologia. Non posso dire se è la strada giusta o non è la strada giusta, sicuramente è un intervento che cerca di mettere delle restrizioni a un problema che sta diventando dilagante, ovvero l'uso spasmodico della tecnologia, non l'uso della tecnologia, perché attenzione, è fondamentale che i ragazzi, i bambini e le bambine utilizzino la tecnologia, però con dei controlli, con delle restrizioni. Adesso vediamo che molti genitori fanno fatica a dare queste restrizioni, per cui la proposta di legge serve proprio a aiutare questi genitori a fare controllare l'utilizzo dei telefonini. Però è veramente questa la soluzione? Il problema è piuttosto serio. Va capito anche se effettivamente è solo un problema italiano, cioè riguarda soltanto l'Italia, oppure è un problema che a livello internazionale coinvolge diciamo, i giovanissimi, perché le nuove generazioni sono i nativi digitali, no? Vivono di questi strumenti, privarli soltanto in Italia potrebbe essere diciamo, controproducente. Allora, sicuramente non è solamente un fenomeno italiano, infatti noi possiamo vedere che anche in altri paesi, anche a livello internazionale, ci sono dei movimenti contro l'utilizzo costante della tecnologia. Per esempio possiamo vedere che Meta già negli Stati Uniti e in altri paesi sta cercando di inserire il profilo teenager per i ragazzi su Instagram, in modo tale da dare dei controlli per limitare l'utilizzo di alcune... E quindi contenuti che vanno controllati. Esatto, contenuti che vanno controllati, veicolati, e anche l'utilizzo per esempio delle webcam o delle videochiamate con utenti sconosciuti. Quindi già vediamo che anche in altre parti del mondo questo sta avvenendo, perché ci si rende conto che c'è bisogno di un controllo, di un supporto a questi ragazzi, a questi bambini e queste bambine che utilizzano la tecnologia senza però effettivamente sapere a cosa vanno incontro. Adesso un po' nello specifico quello che è direttamente il suo lavoro, la sua professione, perché l'utilizzo convulsivo, compulsivo, cioè incontrollato, no? Di questi strumenti poi ha delle conseguenze. Bisogna capire perché ha delle conseguenze. Che cosa succede in questi ragazzi, in questi ragazzini, anche bambini molto spesso, che stanno per ore e ore davanti ad un monitor, davanti a questo terminale del device, o il gioco o qualcos'altro. Chiaramente ci sono delle conseguenze che poi magari si vedranno più avanti nel tempo. Esatto, questo possiamo vederlo nei bambini, ma così come con noi, adesso questo lo dico dopo, perché nei bambini, soprattutto fino ai 14 anni, c'è uno sviluppo neuronale che noi adesso non abbiamo più, perché è l'età in cui si sviluppano alcuni apprendimenti, si sviluppano alcune aree cognitive. Se noi proibiamo ai bambini e alle bambine di fare quelle azioni, quelle attività e quelle esperienze che gli forniscono il nutrimento per quelle aree cognitive, allora loro non riusciranno a svilupparle, e questo provoca poi dei disturbi dell'apprendimento piuttosto che deficit di memoria, così come tantissime altre disfunzioni anche a livello fisico, quindi problemi al collo, alla schiena, difficoltà a livello oculare, perché i bambini, stando troppo sullo schermo, non riescono più a sviluppare anche la lontananza visiva, e quindi andiamo ad avere dei problemi a livello oculare. Poi abbiamo problemi ovviamente a livello mentale. Tutto questo dipende dal fatto che i bambini non fanno determinate esperienze. Se noi riuscissimo a trovare un equilibrio tra l'utilizzo delle tecnologie e delle tecnologie in generale e le esperienze reali, a quel punto i bambini riuscirebbero a sviluppare effettivamente tutte le competenze che gli servono
e non andremmo incontro a quelli che sono tutti i deficit che si stanno manifestando adesso. Ci sono alcuni studi, arrivano dal Canada, arrivano dagli Stati Uniti. I bimbi addirittura tra 0 e 2 anni non dovrebbero essere esposti a questo tipo di tecnologia. Quelli dai 3 ai 5 anni l'esposizione dovrebbe essere di 1 ora al giorno, mentre a partire dai 6 anni fino ai 18 anni non più di, diciamo, di 2 ore al giorno. Questo per reggimentare e probabilmente forse favorire anche questo tipo di sviluppo cognitivo. Esatto, allora noi abbiamo visto che ovviamente più piccoli sono i bambini e più la loro materia bianca è plastica, riesce ad apprendere e a nutrirsi. Ovviamente se noi mettiamo un bambino di 2 anni davanti a alla televisione piuttosto che davanti a un videogioco, perché anche questo è il problema, non è tanto vedere qualcosa, ma è anche starci dentro, annegare dentro questi social, perché poi spesso i genitori per stanchezza, per impegni, perché non hanno tanti supporti, e questo è un altro grande paragrafo, hanno bisogno di prendersi delle pause. E come le prendono? Lasciano il telefono al bambino, bambini anche di 2 anni che sanno già scorrere il telefono e andare dentro le applicazioni, e anche qui non c'è controllo. Quindi è importante, per questo questi studi danno dei range orari proprio per aiutare anche i genitori ad avere delle regole, perché un altro problema è che adesso i genitori, che vengono magari da un'educazione molto rigida e autoritaria, fanno fatica con i figli a essere autorevoli, e allora tendono a essere molto, a dargli molte libertà, esatto, a essere molto permissivi, e questo ovviamente ha bisogno di un controllo, perché i bambini e le bambine, i ragazzi hanno bisogno di limiti. Alcuni esempi che arrivano da personaggi importanti. Faccio un esempio, il tennista Djokovic, che ha detto, insomma, che i suoi figli non vedranno per adesso i cellulari. Possono essere per i genitori, ecco, da questo punto di vista un modello da inseguire, perché insomma se lo fa Djokovic possiamo farlo anche noi, perché è un grande campione e potrebbe essere, diciamo, importante seguirlo. Certo, non possiamo eguagliarlo nel tennis, ma possiamo eguagliarlo come educazione per i figli. Sicuramente sono dei punti importanti d'esempio. Perché? Perché lui dice: i miei figli poi si arrabbiano con me perché tutti gli altri compagni ce l'hanno, lo usano, e loro sono gli unici. E questo è importante, perché quello che ci serve è la complicità delle famiglie. Una volta, quando io lavoro a scuola, ero in una scuola dove un giorno hanno proposto una settimana detox senza telefoni. I primi a lamentarsi sono stati i genitori, perché avevano bisogno di sentire i ragazzi in quelle 5 ore scolastiche, perché chissà cosa poteva succedere durante quelle ore. E i ragazzi stessi poi si sono lamentati perché non sapevano cosa fare. Poi la settimana è andata meravigliosamente, perché si sono riscoperti, si sono conosciuti, alcuni nella classe non si erano mai guardati neanche in faccia. Quindi sicuramente la complicità delle famiglie è importante, perché se io proibisco a mio figlio alle 10 di sera di stare su TikTok, e lo fai anche tu, genitore del migliore amico di mia figlia, allora forse ci riusciamo insieme. Probabilmente serve una sinergia, esatto, fra queste componenti. Un'osservazione che vorrei fare, tornando all'argomento con cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, la legge per il divieto, ma è possibile che possa servire un approccio simile a quello che si è avuto, ne so, per altre sostanze che sono vietate, come ad esempio l'alcol oppure il tabacco? Anziché diciamo, mettere una sorta di sbarramento, no? Perché sappiamo che l'alcol non va venduto ai minori di 18 anni, il tabacco, ci sono gli avvisi, nuoce gravemente, non va venduto neanche ai minori di 18 anni. Potrebbero servire queste linee guida per la legge che potrebbe arrivare? Allora, sicuramente l'utilizzo dei social, della tecnologia, è qualcosa che deve essere controllato. Paragonarlo all'alcol piuttosto che ad alcune droghe, anche il tabacco stesso appunto è una droga, così come l'alcol. Creano dipendenza, in qualche esatto, modo si crea dipendenza anche con i telefonini, con i device. Ed è il fatto proprio del controllo, perché quello che non si attenziona è che i videogiochi, così come i social, ma così anche come per noi, rilasciano dopamina. Questo neurotrasmettitore che ci dà delle sensazioni positive. Quindi immaginiamo questo ragazzino, questa ragazzina che con molta facilità, prendendo un telefono, acquisisce questo benessere dovuto alla dopamina. Un like dei suoi amici è una scarica di energia. Ovviamente noi dobbiamo aiutarlo a controllare quell'energia, perché sennò sarà un costante ok, ne voglio ancora, ok, ne voglio ancora, e questo crea la dipendenza, l'addiction. E quindi cosa dobbiamo fare? Dare dei confini, dare dei limiti, perché anche la famosa trasgressione, fumarsi una sigaretta di nascosto dai genitori,
è una sigaretta di nascosto, non è fumare 10 ore al giorno. La trasgressione aiuta i ragazzi anche ad autodefinirsi, a capire fin dove si possono spingere, a capire quando alcune cose vanno bene, quando alcune cose vanno male. Se io ti permetto di fare tutto perché tutto va bene... Non ci sono regole allora. Non ci sono regole, tu non sai neanche chi sei perché non ti senti neanche considerato, sei nell'incertezza, puoi fare tutto e non sai come controllarlo. I bambini e le bambine vogliono una regolazione perché devono imparare ad autoregolarsi, ma chi glielo deve insegnare? E allora questa petizione sottoscritta su Change.org dai pedagogisti che sono molto più radicali, attenzione, qui siamo davvero, cioè il divieto assoluto sotto i 14 anni, se non dico male, questo chiaramente come va preso, perché sono degli educatori, no? Che invitano a prendere una certa strada. Uno degli psicoterapeuti pedagogisti che ha fatto la petizione, Alberto Pellai, che io seguo moltissimo perché è veramente un professionista molto valido. Secondo me la richiesta è stata fatta proprio perché c'è bisogno di parlarne, c'è bisogno di movimento. Se nessuno ne parla e quindi si fa qualcosa di drastico, allora questa cosa cadrà nel dimenticatoio, ma gli effetti ci sono. I ragazzi e le ragazze di oggi hanno dei deficit maggiori rispetto a quelli che avevamo noi, hanno più difficoltà ad apprendere tecniche mnemoniche, a socializzare, hanno più problemi con l'autostima perché costantemente sono nella visione di stereotipi che non riescono a raggiungere. Quindi ci sono effettivamente dei danni che derivano dall'utilizzo spasmodico della tecnologia e questi pedagogisti, Novara e Pellai, stanno cercando e lottano affinché qualcosa si muova per controllare questi ragazzi. Ci sono anche delle strategie un po' meno drastiche, ovvero non vietare il telefono fino ai 14 anni, ma fornire questi smartphone che sono già settati per i minori e quindi che hanno delle limitazioni all'interno. Non proibire ai ragazzi alle scuole medie di utilizzare i tablet, ma sotto la supervisione dei docenti. Magari quello che anche dicono loro, non usare Classroom, questi strumenti appunto tecnologici per tutto, perché i ragazzi non sanno più usare un diario, i ragazzi non sanno pianificare, perché sanno che tanto poi tornano a casa, aprono l'applicazione ed è tutto già scritto. E invece perdiamo l'attenzione, perdiamo la pianificazione, anche la gestualità perdiamo, perché i ragazzi non riescono più a scrivere, perché non ci sono più abituati. Perché scrivono soltanto sulle tastiere e quindi di conseguenza perdono la manualità, l'esercizio nella scrittura. Potremmo parlare all'infinito di questo tema perché chiaramente è uno dei temi più diciamo, discussi, avvincenti, coinvolgenti in qualche modo del momento. Chissà, magari più avanti ci ritroveremo e parleremo di questo, ma anche di altro. Approfondiremo insieme. Senz'altro, con la dottoressa Silvia Torrisi, che è una psicologa, stamattina ci ha fatto capire qualcosina in più su quelli che sono i rischi anche dell'utilizzo spasmodico, incontrollato di cellulari, di tablet, soprattutto non tanto dello strumento secondo me, ma anche dei contenuti che stanno dentro a questi apparecchi. Grazie. Grazie a voi. A presto, noi adesso guardiamo le previsioni meteo e poi ci ritroviamo qui per ricordare ancora una volta Totò Schillaci. Bentrovati, un aggiornamento meteo con le previsioni per la giornata di giovedì, quando un vortice di bassa pressione sarà ancora attivo sui nostri mari, piogge, rovesci e temporali a spasso sulle regioni centro-meridionali e l'Emilia-Romagna. Ancora il medio Adriatico interessato da piogge battenti. Sarà un po' immagini la Sicilia da questo vortice di bassa pressione, ciò non toglie che ci saranno delle nuvole a tratti minacciose che potrebbero scaricare qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Temperature minime tra i 19 e i 22 gradi, massime mediamente tra i 23 e i 29 gradi. Ci saranno delle punte anche di 30 gradi comunque. Per quanto riguarda venerdì, una giornata con ampi rasserenamenti, maggiore stabilità tra sole e nubi sparse, ma appunto minor rischio di piogge. Le temperature per quanto riguarda invece la giornata successiva, appunto di venerdì, saranno sempre all'insegna del caldo, ma un caldo ben sopportabile dappertutto. Le massime si spingeranno attorno ai 27 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.
Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Bentornati a Buongiorno Sicilia di Totò Schillaci, del suo ricordo ci occuperemo fra non molto, ma intanto do il benvenuto e saluto e ringrazio per essere con noi a Saro Ingegneri. Buongiorno Saro. Buongiorno a tutti i telespettatori. Cantante per passione e non per professione. Beh, direi è un lavoro che ho sempre seguito da bambino. Il mio primo lavoro è quello di musicoterapista, seguo i ragazzi nello spettro autistico attraverso la musica, gli faccio alzare le competenze naturalmente e tiro fuori tutti gli aspetti positivi dei bambini. E quanto è importante, poi magari parliamo all'aspetto ambientalista, ci arriviamo fra non molto, quanto è importante il contributo della musica per sostenere e supportare i ragazzi e quindi di conseguenza di riflesso anche le famiglie. Direi per quanto mi riguarda importantissimo, anche perché sono tantissimi anni che faccio questo lavoro e mi sono reso conto che veramente ho avuto dei risultati molto ma molto importanti. E allora questo aspetto va coltivato, va incentivato, certamente, va diciamo sostenuto e supportato, certamente, direi, perché questi ragazzini sono tanti purtroppo oggi. Purtroppo sì, sappiamo che ormai i disturbi dello spettro autistico sono in aumento vertiginoso e quindi le cause sono molteplici e quindi bisogna assolutamente impegnarsi di più. Non potevamo non parlare di questo aspetto, diciamo, della tua vita questa mattina. C'è anche un'altra, diciamo, grande tua passione che è quella per l'ambiente e allora tu che cosa hai fatto? Hai unito la passione per la musica ma anche il rispetto per l'ambiente che tutti noi dovremmo avere e hai messo su una canzone che dice C'era una volta il mare, questo è il titolo della canzone. Sì, l'ho voluto mettere proprio per cercare di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica. Il mio lavoro naturalmente, quello che come autore, è quello di scrivere canzoni e poi mandarli all'ascolto. E c'è un percorso simpatico su questo brano, perché io ho scritto il brano e l'ho mandato all'ascolto di Paolo Belli e di Gabbani. Subito dopo, col telefonino in mano, cercando sui social, mi viene Plastic Free. Mi ha incuriosito, avevo sentito parlare, però ho voluto approfondire. Esatto, ho voluto approfondire, ho letto un po' e poi mi sono detto però questo brano potrebbe essere adatto per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché non darlo a questa grande associazione? E così per gioco l'ho mandato all'ascolto, mi hanno risposto subito il giorno dopo dicendomi guarda, questo è il brano che stavamo cercando da sempre, è bellissimo, cosa vuoi fare? Ho detto guarda, io lo ritiro addirittura dall'ascolto, perché voglio dare un contributo mio proprio all'ambiente, soprattutto contro appunto la plastica nei mari. Lo ritiro dall'ascolto e lo regalo a voi, lo do a voi. Possiamo sentire, chiedo alla regia, ho visto sui monitor di servizio il video, la clip proprio di C'era una volta il mare. Riusciamo a sentire qualcosa? Chiedo chiaramente ai tecnici in regia. Eccolo qui. Apposta. Io mi auguro che mai nessuno debba raccontare in tempi futuri C'era una volta il mare, naturalmente, però che non ci sarebbe più la vita, diciamo. Non ci sarebbe più la vita, però effettivamente c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione per cercare di sensibilizzare di più la gente, perché io mi sono reso conto quest'estate, io vivo a Barcellona Pozzo di Gotto, quindi sul mare,
tutti i giorni scendevo quasi a mare e vedevo delle cose veramente incredibili per quanto riguarda il rispetto per l'ambiente, come genitori con bambini che davano il succo di frutta e poi la cannuccia cadeva a terra e non la raccoglievano. Stiamo vedendo anche delle immagini sempre sul video che mostrano come i volontari siano impegnati a ripulire le spiagge, perché quello che c'è sulla spiaggia molto spesso poi finisce in mare, ma bisogna fare attenzione a evitare che la plastica finisca in acqua, perché servono decenni per poter, diciamo, liberarsi anche della più piccola parte che finisce nel nostro mare. Ebbene sì, meno male, e dobbiamo ringraziare veramente tutti questi volontari perché fanno un lavoro veramente pazzesco, incredibile. Quindi io con questo brano appunto l'ho scritto e vorrei essere una voce in più per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché ce n'è bisogno tanto veramente, perché io ho visto adesso ultimamente ci sono state delle mareggiate e io tutti i giorni andavo col sacchettino a raccogliere, ma non sapevo da dove cominciare. Tanta roba c'era. Ma tantissima, in primis mozziconi di sigarette a migliaia, ma migliaia che è impossibile contarli. E poi plastica di ogni tipo, a partire dalle cannucce, dai tappi delle bottiglie, bicchieri di plastica. Bottiglie, bicchieri, poi di tutto e di più, plastica di ogni genere. E allora insomma l'invito, l'appello questa mattina è quello a rispettare l'ambiente. Questo tuo, diciamo, questa tua canzone, che è anche abbastanza orecchiabile, facile da tenere a mente, può dare un giusto contributo. Ma io me lo auguro che sia una voce in più rispetto veramente al lavoro grandissimo che fa Plastic Free. Plastic Free, ormai tu hai abbracciato la causa, immagino a piene mani, a 360 gradi, e lavori, immagino, insieme a loro anche quando ci sono queste giornate per ripulire. Certamente, il 29 di questo mese sarò ospite ad Agrigento, dove loro faranno appunto una manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica, andrò lì a cantare il brano e farò la mia parte. Bene, allora, noi ringraziamo intanto questa mattina per il suo intervento a Buongiorno in Sicilia Saro Ingegneri. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, un messaggio verde, ambientalista, salutare anche, perché se il mare è sano, poi quello che viene dal mare arriva anche sulla nostra tavola, nell'alimentazione, lo sappiamo. Nostra alimentazione, e quindi è una, come si dice, in questo caso un circolo virtuoso anche per tutti noi. Grazie ancora, Grazie in bocca al lupo, una breve sosta, torniamo subito dopo. Eccoci, siamo di nuovo in studio, buongiorno Sicilia, adesso è il momento del ricordo di Totò Schillaci. Qui accanto a me in studio c'è Francesco Caruso, buongiorno Francesco. Buongiorno. Francesco chiaramente ha vissuto i mondiali degli anni 90, del 90, quel mondiale con Schillaci che faceva gol in quelle notti magiche. Fra poco torneremo a quei ricordi. Volevo salutare e anche ringraziare, collegato con noi da Palermo, Beppe Accardi, che con Schillaci invece ha vissuto l'infanzia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, inseguendo un pallone sui campi, i campetti polverosi certamente di quell'epoca. E poi con noi in studio è tornato anche Marco Carli, che ci supporterà con le pagine che stamattina tutti i quotidiani, ma proprio tutti hanno dedicato a Schillaci. Vorrei cominciare da Beppe Accardi con un ricordo personale, perché ieri Accardi sulla sua profilo Facebook ha scritto un messaggio molto toccante proprio per ricordare l'amico, non il compagno di squadra, Schillaci. Ma guarda, noi abbiamo vissuto un periodo bellissimo quando eravamo bambini, praticamente abbiamo passato assieme 5-6 anni in questa famosa squadra che era l'Amat, dove eravamo diventati tutta una famiglia, i nostri genitori, noi, condividevamo tutto. Figurati che la domenica il premio che ci davano, l'ho anche detto in un'intervista, il premio che noi ricevevamo era quello
di andare a fare il raccattapalle per la prima squadra, il custode ci faceva la pasta al forno. Abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi, poi ognuno di noi ha preso la propria strada, ma ci siamo sempre rincontrati. Ci siamo incontrati la prima volta quando lui era a Messina e io ero alla Cavese, poi ci siamo rincontrati quando lui era sempre a Messina e a Licata, poi ci siamo rincontrati in Serie A, io alla Reggiana e lui alla Juventus. E la cosa bella è che è sempre rimasto quel rapporto di quando eravamo bambini, di quando eravamo ragazzini spensierati. Ma la cosa bella è che lui, benché fosse diventato l'eroe mondiale di un calcio che probabilmente non c'è più, lui non è mai cambiato, è sempre rimasto lo stesso, è sempre stato umile, ha sempre dato. E quando lui smise di giocare a calcio, rilevò il campo della squadra dove noi giocavamo e ci fece il suo centro sportivo per aiutare i bambini a crescere. Totò, io ho sempre detto, è l'uomo della periferia palermitana che ha dato sempre alla sua gente il massimo, e a volte forse un po' bistrattato, ma perché noi siciliani purtroppo siamo fatti così. Però oggi sono felice. Io stamattina alle 7:15 sono andato a trovarlo allo stadio. Sono entrato con un peso nel cuore e sono uscito con 10 pesi nel cuore, perché vederlo dentro questa bara con uno specchio. Tu hai vissuto Schillaci ai tempi della Serie B intanto, no? Anche prima della promozione in B. Io con la Gazzetta dello Sport, dove ho lavorato per circa 40 anni, ho vissuto, diciamo, tutta l'epopea delle squadre siciliane dagli inizi degli anni 80, dall'81, 82, e ovviamente con Totò ci siamo conosciuti quando lui era nel Messina con Scoglio, e poi ci fu l'arrivo di Zeman. Abbiamo vissuto anche 2 o 3 ritiri, fece allora del Messina con Schillaci. Ricordo, se posso raccontare un aneddoto carino che caratterizza, insomma, il personaggio nella sua genuinità, come diceva prima Beppe, della sala colazioni a Cese. Entriamo e troviamo Totò seduto con il suo borsone, con un borsone accanto nella poltrona, con i famosi occhi delle notti magiche, un poco. E abbiamo detto Totò, ma all'epoca lui era ancora fidanzato, non era sposato con Rita, e aveva chiesto un permesso di 48 ore. Tu capisci bene che in ritiro, inizio stagione, sono situazioni un po' complicate e delicate. Ma fu bellissima questa cosa, e comunque a Totò non si poteva dire di no, il permesso glielo diedero. Totò si assentò per 48 ore, andò a sistemare le sue cose siciliane e rientrò. Diciamo che non era uno che si tirava indietro sul lavoro, era uno che, questo lo vediamo soprattutto quando arrivò Zeman, che aveva una preparazione molto più intensa di ogni altro collega dell'epoca. Erano dure, le sue preparazioni erano molto dure. All'epoca, tra l'altro, eravamo in anni lontanissimi, si facevano ancora, Beppe se lo ricorderà, gli scaloni nella preparazione. I gradoni, no? Che si esatto, si salivano i gradoni delle tribune perché faceva parte della preparazione. E comunque Zeman fu l'unico in Serie B che si permise il lusso di mettere in panchina 2 volte Schillaci. Ovviamente lui ci rimase male, anche perché già era in odore di Juve. E quindi giustamente. E comunque è stato davvero, come si diceva prima, un grande generoso, uno che non si è mai risparmiato, che si è speso per sé, per i compagni. L'unico rammarico, mi ricordo che mi disse in più di un'intervista, dopo che, diciamo, verso la fine, quando tornò dal Giappone, insomma alla fine della sua carriera, tra l'altro fu il primo italiano ad andare in Giappone. No, fuori no, ma in Giappone sì. E mi disse che il suo rammarico era di non essere riuscito a vestire la maglia rosanero, che era la squadra per la quale lui aveva sempre tifato, e che sperava un giorno o l'altro di riuscire a entrare nella, diciamo, catena dirigenziale, per poter comunque in ogni caso vestire quei colori, avere quel vessillo che era la sua seconda pelle, per quanto non ci avesse mai giocato. Direi, che avrebbero potuto anche in qualche modo, diciamo, esaudire, perché poi Totò aveva 1000 risorse, vabbè, poi si è dato al mondo televisivo, e comunque avrebbe potuto dare di più al calcio dopo che smise gli scarpini.
Vado da Marco Carli per vedere qualche altra pagina, perché abbiamo visto tantissimo stamattina sui quotidiani su Totò Schillaci e mi pare giusto che sia così, Marco. Esatto, è proprio così, Angelo. Abbiamo visto tantissime prime pagine dedicate appunto a Totò Schillaci. Noi andiamo in qualche pagina interna anche per tratteggiare di più quella che è la figura del bomber d'Italia 90, ma non solo. Mi rifaccio anche alle parole che abbiamo sentito in studio da Francesco Caruso e da Beppe Accardi. Repubblica Palermo, ad esempio, configura così quello che è stato il personaggio, dall'Amat ai mondiali, la favola dal finale triste del ragazzo di Borgata, e poi quello che diceva prima Francesco, quel suo sguardo, no? Che poi è rimasto questo il suo emblema, no? Lo sguardo di Totò, l'urlo, la caratteristica esultanza di Totò Schillaci. Sempre su Repubblica Palermo, al CEP, dove tutto iniziò, grazie a Schillaci, l'Italia sa che esistiamo, quello si dice proprio nel quartiere. Ovviamente addio Totò, ed infine vi faccio vedere ancora la pagina della Sicilia interna. L'eroe delle notti magiche con i suoi gol fece sognare l'Italia, rimanendo, questo lo sottolineano in molti, in tantissimi, praticamente tutti, campione di umiltà. Lutto oltre lo sport, l'ex calciatore si è spento a 59 anni dopo aver combattuto il cancro al colon, dall'esordio con i dilettanti dell'Amat e poi alle maglie di Nazionale, Juventus e Inter. Grazie, voleva aggiungere qualcosa Francesco? A proposito delle notti magiche, la sua svolta fu quel gol all'Austria appena dopo 6 minuti che era stato messo dentro da vicini, e il cross glielo fece Vialli. E c'è questa strana coincidenza triste, un po' macabra, che li unisce. Vialli. Vado da Beppe Accardi per chiudere. Domani ci sarà l'ultimo saluto a Totò Schillaci. Sono previsti tanti campioni. Baggio ha già detto che, insomma, che ci sarà. La città di Palermo mi pare stia partecipando con grande commozione, con grande partecipazione a quello che, insomma, è una perdita importante per la città di Palermo, per la Sicilia, per il calcio italiano. Abbiamo perso una parte della storia del calcio italiano, ma soprattutto abbiamo perso la storia del calcio siciliano. Nessuno più di lui ha rappresentato nel mondo la Sicilia come la sapeva rappresentare lui. Io lo paragono molto a Franco Franchi, un po' si assomigliano anche. Due personaggi venuti dal niente che hanno avuto la capacità, la forza di riuscire a esplodere in due mondi diversi ma molto simili, a crescere e a portare in alto l'orgoglio dei palermitani. Guarda, ti racconto un aneddoto veloce, ti faccio ridere. Qualche anno fa io frequentavo molto spesso il Qatar perché avevo avuto la fortuna di essere amico della famiglia reale. Un giorno arrivo in Qatar, a Doha, chiamo Spillo Attopelli che faceva le telecronache delle partite del campionato italiano a Doha e mi dice: vieni in albergo che c'è Totò. Gli dico: come c'è Totò? Mi dice: sì, c'è Totò che è venuto qua anche lui a fare le telecronache. Questo per farvi capire lo spessore del personaggio Totò Schillaci, che forse in Italia a volte l'abbiamo un po' bistrattato, ma che in giro per il mondo ha rappresentato uno degli eroi del calcio mondiale. Lui è un FIFA legend ed è uno dei più importanti che la storia del calcio abbia mai espresso. Basta pensare che ieri il Real Madrid gli ha dedicato un bellissimo post sui social ricordando Totò Schillaci, e lui con il Real Madrid dico non aveva avuto nulla a che fare. Vedere, certo, se mi è consentito un'ultimissima cosa a proposito di Schillaci, ricorderei, e fu anche l'ultima volta in cui io sentì Totò per un'intervista, quando andai a trovare Maurizio Schillaci, il cugino, che purtroppo ha avuto una fine diciamo ingloriosa, nel senso che oggi è un senza tetto praticamente. E lo dico perché all'epoca appunto incrociai telefonicamente i due cugini, e sarebbe bello riuscire in questo momento triste per Totò, riuscire a fare qualcosa per Maurizio. Sarebbe veramente una cosa importante. Grazie a Beppe Accardi da Palermo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Francesco Caruso Grazie in studio. Abbiamo ricordato
cercato di fare un ricordo quanto più aderente alla realtà di Totò Schillaci. Adesso ci sono le pillole dell'almanacco e poi parleremo di altro assolutamente con l'astrologia. A dopo. Oggi, 19 settembre, è l'International Talk Like a Pirate Day, letteralmente il giorno in cui parlare come farebbe un pirata. Si tratta di una festa parodica creata nel 1995 come gioco tra due amici e si è ben presto diffusa fino a dare il titolo a una canzone del musicista Tom Smith del 2003. Pensate che Facebook introdusse una versione del suo sito tradotta nella cosiddetta lingua dei pirati durante la celebrazione del 2008. Nel 2023 il partito Yorkshire del Regno Unito ha riconosciuto la giornata internazionale Parla come un pirata per evidenziare i problemi delle comunità costiere, tra cui l'erosione e l'inquinamento. Ma sapete cos'è un byte? Entriamo nel mondo dei computer, cioè dispositivi che prendono un segnale in ingresso e lo trasformano in un segnale in uscita, secondo una serie di regole programmate. I computer devono essere programmati e gli informatici utilizzano dei codici. In particolare, una cifra di codice per un computer è un bit di dati. Di solito si gestiscono sequenze di 8 bit che formano il cosiddetto byte, ma si può considerare anche mezzo byte, cioè il nibble. E adesso andiamo da Marco Amato. Che cosa ci attende per questa giornata? Cosa ci dicono le stelle? Buongiorno Marco. E buongiorno, buon caffè, Angelo, ovviamente. Buon Sicilia. Caffè. Grazie. Allora, oggi è una giornata in cui la Luna e Giove formano un aspetto molto ottimistico e positivo, ma è soprattutto il pianeta Urano, di cui si parla sempre un po' poco, che rappresenta invece la forza di decisione. Oggi con Mercurio vuole creare un sodalizio, quindi un po' di movimenti in avanti e decisamente propositività per tutto quello che riguarda la progettualità settembrina, che insomma, diciamolo, un po' ci stiamo avvicinando all'equinozio d'autunno e tutto diventa una specie di nuovo capodanno in termini di riorganizzazione e di progettualità per le cose nuove da fare in quest'inverno, la stagione che tanto ci aiuta a lasciare andare le cose. Ebbene, quindi ottimi per i segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno andranno benissimo in questa giornata, ottimo anche per Pesci, un po' meno per Scorpione, che ha tutta una serie di difficoltà comunicative ma che passeranno presto. Cancro invece si deve dare molto ma molto da fare. I segni d'aria sono decisamente molto più interessanti, la Bilancia e l'Acquario oggi ricevono delle proposte interessanti. La Bilancia non è convinta, l'Acquario invece si lancia liberamente un po' su tutto. Gemelli è sempre assolutamente curioso, riceve invece delle comunicazioni su cui dovrà lavorare tecnicamente. I Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario sono sempre impegnati nella loro risalita un po' più lavorativa. L'Ariete, che oggi al lavoro dovrete discutere di qualcosa di importante, il Leone trova finalmente una strada in sodalizio con qualcuno per riprendere la sua posizione e Sagittario tende un po' a riaggiustare degli effetti e delle comunicazioni che aveva un po' perduto. Aria quindi di recupero nello zodiaco. Ebbene, oggi è una giornata anche molto stimolante da questo punto di vista. A proposito di stelle, ho dato uno sguardo anche alle stelle musicali ed è stato il ritorno alle scene dei fratelli Gallagher, che mi è molto piaciuto. Che segno sono i fratelli Gallagher? Ebbene, Gemelli e Vergine, i due segni di Mercurio, apparentemente incompatibili, ma vi ricordo che i Gemelli è il segno dei fratelli, quello di Cassore e Polluce. Mercurio diurno per i Gemelli comunicativo, o Mercurio un po' più ordinato e notturno quelli della Vergine. Ecco spiegato anche il loro grande successo, ma anche le loro grandi liti. E con questo vi auguro un'ottima giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie, buon caffè a Marco Amato. Marco, una pillola di appena 10 secondi se possiamo. 10 secondi lo dedichiamo allo sport, quello giocato, con la Gazzetta dello Sport il titolo sull'Inter in Champions, Inter da grande, 1-0-0
capolavoro a Manchester. E poi invece andiamo sul Corriere dello Sport con il titolo sulla Roma: la Roma brucia, dopo Mourinho via anche De Rossi, stavolta non torno più, dice il leader storico dello spogliatoio giallo-rosso. Il titolo: la Roma brucia. A te Angelo. Grazie, noi ci salutiamo per stamattina con Buongiorno Sicilia, vi lascio con Simon Garfunkel, a domani mattina con Buongiorno Sicilia.